Ho fatto l'investigatore privato da 30 anni a questa parte, sempre nella riservatezza, sempre standomene al mio posto e senza eccedere in nessun caso. Questa volta ho sentito il dovere di saltare fuori perché sta esplodendo una bomba di paglia intorno a me e che sta anche riducendo il nostro lavoro. Un polverone, quello sollevato a Treviso attorno all'incarico commissionato dall'ULSS 2 per controllare i comportamenti di alcuni dipendenti sospettati di violare le regole, che ha spinto l'investigatore privato Antonio De Antonis a rilasciare un'intervista esclusiva ai nostri microfoni per spiegare l'accaduto, partendo dal risultato finale. Io e tanti miei colleghi in questi giorni stiamo ricevendo disdetta di appuntamenti da tante aziende pubbliche che avevamo contattato e comunque chi ci guadagnerà saranno i furbetti che da oggi in poi, avendo tutti paura di fare questi lavori, potranno tranquillamente timbrare, andarsi a fare i fatti loro, andarsene magari in spiaggia, mettersi in 104 e andarsene a giocare a padel tranquillamente, che sanno che da oggi in poi non li pedina più nessuno perché tutti avranno paura di incaricarci di fare il nostro lavoro. La licenza concessa dallo Stato, eccola qui, autorizza a lavorare per enti pubblici e aziende private. Non capisco dove sia l'illegalità, cioè un dirigente che ha notizia di abusi da parte di dipendenti, incarica un'agenzia investigativa autorizzata dallo Stato, qual è la notizia? Penso che ci sia una regia strana dietro. Una professionalità, quella degli investigatori, che impone di non rivelare nulla dell'incarico svolto. Sarei perseguito penalmente per infedeltà professionale, poi sono votato alla riservatezza come giustamente il mio lavoro impone. I dati che mi vengono dati sono quelli necessari all'espletamento dell'attività che mi viene richiesta. Mai esistito che spiamo tutto l'ospedale, mai esistito che spiamo tutti, perché ho 6 dipendenti, ci vorrebbe tutta la CIA forse per spiare tutta la USL di Treviso. E a proposito di privacy, una volta consegnati i rapporti commissionati all'investigatore, non resta nulla. Tutto quello che c'è su quelle persone nei nostri file in ufficio, come previsto dal GDPR della legge sulla riservatezza, vengono cancellati. Cioè io non ho più traccia di niente dei lavori fatti. Tutti si sentono spiati, ma non sono certo lavoratori scelti a caso. Sono stati fatti 10, 11, 12, 13 lavori mirati perché avevano dei fondati sospetti, perché deve avere un fondato sospetto chi ci incarica. Quanto alla cifra stanziata, De Antonis risponde che le tariffe sono imposte dalla prefettura e che i 130.000 euro all'anno sarebbero una cifra equivalente a quella necessaria se si utilizzassero carabinieri o altri agenti di polizia, liberi invece di fare altro. Impossibile invece avere notizie sull'esito dell'indagine. La scelta la fa il cliente, io come le ho detto prima non posso parlare dei lavori che ho fatto, non posso perché me lo impone la legge di non farlo e anche la deontologia professionale, ci mancherebbe altro. E adesso queste persone saranno rese pubbliche, beh, questo è un problema che non riguarda me, riguarderà chi sta scatenando questa bufera. Inviati gli ispettori della regione, si attendono gli esiti in pochi giorni. Penso che fanno bene perché comunque verificare se tutto è stato fatto a norma di legge, se tutto è fatto nei termini della salvaguardia della privacy, se tutto è stato fatto per bene, penso che sia giusto, corretto, perché comunque parliamo di denaro pubblico.